Allora ragazzi, io speravo che ci potesse entrare e in effetti si può entrare. Guardate un po', questo è l'hotel abbandonato che c'è all'interno del parco e noi adesso andremo a vederlo. Top! Qui siamo dall'altra parte e stiamo cercando l'ingresso. E l'ingresso è proprio qui, sembrerebbe almeno. Diamo un'occhiata e vediamo un po' se... Sì, sembra tutto aperto. Benissimo. Allora siamo all'interno e qua la struttura è molto particolare. Non so esattamente da quanto tempo sia abbandonato questo hotel, ma guardate che figata, davvero bello. Comunque sia, ce lo visitiamo e vediamo un po' cosa riusciamo a vedere. Qui passiamo al cellulare perché la reflex fa fatica e non ho portato il faretto, purtroppo. Bello. Qua siamo al secondo piano e qua ci sono anche dei bagni, guardate. Qua siamo all'esterno di nuovo, adesso rientriamo dentro. Allora, qui ci sono delle stanze, guardate, ci sono ancora i letti. E qua un bagno. Qua ci sono i resti di quello che era un armadio. Allora, qua cerchiamo di attraversare. La struttura sembra abbastanza solida. Qua c'è un bagno, una vasca da bagno. Qui c'è anche lo scaldabagno, guardate. Bello. Qua ci sono degli altri appassionati di urbex che stanno esplorando. Qua c'è un graffito, guardate che meraviglia. E saliamo ancora più su. Allora, le mie compagne non sono volute entrare perché hanno un po' paura di questi posti. No, vabbè, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Top, ragazzi, top. Qua bisogna fare qualche foto, eh. Allora, qui c'è tanta luce, quindi riusciamo a passare nuovamente alla reflex. Vi inquadro anche il murales di prima, guardate che meraviglia. Proseguiamo anche qui, vi faccio vedere fino a questo punto, ma qua c'è un bagno, quindi niente di così particolarmente interessante. Queste sono tutte stanze di questo tipo. Allora, qua vedo che ci sono delle altre scale, quindi proviamo a salire ulteriormente. Allora, qui abbiamo dei corridoi. Sempre erano 3 stanze di questo tipo, ma è tutto... qua è tutto uguale. Quindi saliamo ancora più su. Eccoci qui, un'altra scala. Andiamo ancora più in alto. Io cerco anche di non metterci troppo tempo perché non mi va di lasciarle sole là sotto, anche se è pieno di gente, comunque. Quindi qua abbiamo un'altra serie di stanze. Altri bagni, faccio vedere qualche particolare qua. Fighissimo. Qua abbiamo
altri bagni, un altro armadio buttato a terra, poi questa struttura particolare nuovamente, e anche qui un'altra stanza. Qua siamo proprio sul tetto, credo, perché queste sono le tavelle tipiche dei soffitti, quindi dovremmo essere all'ultimo piano. Ce la facciamo un po', vediamo dalla finestra, ecco, si vede. Allora, ok, sì, siamo proprio all'ultimo piano. Vi faccio anche una panoramica, vediamo se riesco da qui. Bellissimo, però davvero bello, ragazzi, sono troppo contento. Ok, qua facciamo qualche foto. Qui in un'altra di queste stanze abbiamo altri murales strani che non so, di lombrichi, non si capisce che cosa siano. Qua abbiamo un cigno, credo, e proseguiamo qua. Ancora qui abbiamo un bagno, e qui un'altra stanza con un mobile. Allora, quello che penso è questo. Allora, secondo me questo hotel, qua erano tutte delle stanze che includevano anche un bagno probabilmente, quindi poi i tramezzi sono stati eliminati, probabilmente il tramezzo partiva da qui. Vai a capire come era montata, forse era in questo modo. Niente, quindi continuiamo qua, vediamo un po'. Anche qui abbiamo una sorta di murale, se un pianeta, dovrebbe essere Saturno, credo. Qui abbiamo quello che rimane di questo, di un armadio. Poi abbiamo una strana cosa e niente. Direi che possiamo scendere. Molto piacevole, molto inatteso, e spero che vi piaccia. Allora, qui a livello del secondo piano c'è una terrazza, quindi noi prima eravamo qui su, faccio vedere, e adesso stiamo percorrendo la terrazza che c'è panoramica. Questa terrazza dava proprio sul parco, quindi immaginatevi questo in piena attività, doveva essere veramente un bel posto. Poi cerchiamo la storia di questo posto, perché onestamente fatto male a non prepararmi prima, ma veramente davo per scontato che sarebbe stato tutto chiuso, quindi rientriamo e torniamo al piano di sotto. Allora, scendendo, dove prima vi ho fatto vedere quel murales, ho trovato che c'è anche questa scala a chiocciola che non avevo notato, quindi adesso facciamo questa per scendere. Credo che questa sia la hall principale. Eh sì, e siamo tornati alla principale. A questo punto direi di fare anche questa scaletta perché mi sembra abbastanza solida, quindi è in legno. Qua bisogna stare veramente attenti perché questi gradini potrebbero essere marci. Ok, siamo quindi arrivati qui. Bellissimo, ragazzi, bellissimo davvero. Faccio vedere qua uno scorcio delle tapparelle che ormai sono andate, e direi che dall'albergo del parco di Siete Fuentes è tutto, e continuiamo a visitarci il parco. Torno dalle ragazze che a questo punto mi staranno bestemmiando.